Anduale, anduale, anduava. Amici e amici del Piemonte, buonasera. Il seguituma a presentarvi di personaggi che fanno e ha detto qualcosa al mondo durante la bella lingua su Belpigna, e questa sera è uno dei principali, Luca Morin, in presenza, per la nostra prima puntata in presenza, in questa un'ora. È la prima ma non l'ultima, perché noi che siamo sempre e ma non ha bisogno di presentare noi, invece dobbiamo presentare Luca e il suo lavoro e le sue esperienze e mi cammeria chiamante come c'è la musica probabilmente ma è proprio di film piemontese e poi parleremo di come sono cambiate le cose. Beh, camminare a fare musica, ad ascoltare la musica da Cit, da Masnà, perché da mia nonna era mangiadischi e allora tutti i 45 giri la mia famiglia passavo da mia nonna e le prime cose che le ascoltavo erano i Beatles, ma con Chubby Checker, la musica polanca, Gene Vincent, musica americana che all'era da Masnà, musica da giù. E anche lei è la musica più bella del mondo, secondo me. Beh, secondo me gli anni 70 sono al top per me, ma poi gli anni 60, 50. Allora, Chubby Checker, era tanta bella musica. E anche mi ha ascoltato questi dischi per centinaia di volte, a dire. All'entrata in drinta e e poi il ha incamminato ad ascoltare tanta musica. Il primo 33 giro che lei cantava era la musica di Sandokan, Fratelli gli Angelis. Bellissimo. E poi quando era incamminata alle superiori, lei camminava a cantare tutte le parole che trovavo insieme alle copertine. E poi scusa, e lì ti eri da solo perché ero un Curnani, ma esisteva un Curnani? No, sto parlando degli anni 70, fino agli 77, 78. E poi la via una torta che stava con me, la mia fidanzata, che era al capitale che insomma mulasse, e chi l'ha andata a stare con un fiore che suonava la fruia. E allora mi lei detto, ma perché mi canto tutte le canzoni, le conosco un buon a suonare la chitarra, e la incamminava a 16 anni avanti, e la incamminava a suonare la fruia, e da lì sono partiti con tutta la classica storia delle cantine, la cantina di mia nonna,
l'uma fatto un cheat gruppo Andua son? donna di campagna. Ti tieni una formazione campagna, non ti calvelto piemontese. Perché la mia famiglia sono tutti Non piemontesi, parlavo chi è a Pinerol, chi è a Castagné. Ah, Ma- grazie, proprio d'origine Casnier. Sì. Ah, bravo. E parlavo tutti piemontesi, per cui mi serviva capire ben la lingua, ma la parlava per niente. Però E con tutto parla piemontese, capire piemontese, la differenza decide e cantare e pubblicare e suonare in piemontese. Quando ho 28 anni, 27-28 anni, il primo album di Mau Mau, mi serviva già abbastanza piemontese per provare a cantarlo nel Mac, perché faceva parte della mia cultura, così come l'inglese, no? Che lei studia l'inglese a scuola, ma era una formazione scolastica, appunto. Il piemontese era una formazione da vita. Un fondo antropologico Sì. che ti considera importante. Però per portare me avanti. era importante utilizzare tutte le mie possibilità a cultura Bravo. che facevano parte della mia cultura. E No, ti hai menzionato il vostro primo disc, Sauta Rebel, dal 1992. Mi ha contato che l'avevi con te, giustamente quando le sorti questo disco, voi avete fatto dalla promozione. Dire che l'hai sentite su ne, all'era per casa, a via Barbarù, alla Piola, lì dal Canton, e voi avete le fai una città promozione a mezzo la strada, e lei la trova una roba bellissima, e lì ti germanimi ampiamente per quegli episodi. Poi al di Sauta Rebel, secondo me è veramente una roba importante, Tita Ian Grand, la lingua piemontese d'80 a te e Luca Morin e al vostro gruppo, a quel disc che alle sortì dai confini del Piemonte dell'Italia, la guagna al premi Tenco, la vide l'edizione con di altri paesi europei, e veramente alla daita una slanci, alla lingua che l'armano come qualcosa di veramente importante. Se come documenta, insomma, una presentazione del genere, se ne siete mai considerato in questa prospettiva, sì. Ma l'era non pianificata, perché noi l'uma provare a suonare canzoni degli altri, cover. Paolo Conte, quella gente lì, cantautore italiano, e a sortire qualcosa che era onesto, ma era tutto lì. Allora il l'uma provato a buttare la lingua piemontese, e le idee che sortivo potenti, erano forti. E allora l'ho camminato a studiare le sonorità con gli strumenti, con la voce, e lei parla con Mario Gallina, che sta in primo non insegnante, però che la regalame al Neo Gribaud al vocabolario, e è stato il primo che la fame conosce il piemontese non mac per La dimensione familiare. sì, per cose familiari, ma per un approccio più scientifico, Come- per cui come lenga. scrivi in piemontese, che era tutta un'altra cosa che parlevo, comprendi che non manca un piemontese, ma ne sono tanti, perché la lingua abbugia sempre, e se l'italiano abbugia più lentamente, anche la spazio, anche la geografia, ma i dialetti abbugiano più rapidamente. Sì, molto più mi vuoi ma ricordare che l'uomo intervistiamo perché l'uomo ha parlato della Bibbia in piemontese, che è un'opera che l'ha fatta. Più di parlare Fabrizio a me a proposito delle influenze. Sì, no, Mamma ha sorto dopo, sicuramente sono ispirato direttamente all'esperienza di Manu Chao, no, Manu Chao era neanche ancora sortita a quei tempi, la Mano Negra. La Mano Negra, quello che si chiama la world music, e in realtà è tanto, però le slargale, le quei cose che vanno da là, da quell'ispirazione che è l'armano forte.
Per esempio, è interessante la musica di Sintu. I Sintu sono un fenomeno interessante che riguarda la lingua piemontese, perché io di paradosso la nostra lingua, come le crasaia dai discendenti diretti dalla popolazione autoctona, quando i Sintu, la popolazione nomade che è installata in Piemonte, adesso sai nella storia esattamente, però anche io, qui che parlo in piemontese le masnaie forse sono tra i vetture di preservazione della lingua più forte che gli dicono che è una connessione nel senso sì o la musica di Sintu, il fatto che loro parlo piemontese Hai un po' una romanticheria attorno a questa cosa sì, perché già ai tempi a Gipo avvantava da avere un'origine Sintu. Sì, perché hai questi immaginari avventurosi a fa comodo avere questi immaginari sì per raccontare le cose, no? Ma l'onche lo fa noi era niente consapevole, per cui le sorti parei alle sorti parei sì. L'onche le passa è stato che quasi subito il Luma capì che era una tensione più grande che pensavo prima. E quindi in una cavalcata quest'onda ma era non calcolata, ma avventa di che in quel periodo all'inizio degli anni 90 un po' in tutta Italia è stato questo movimento di dialetti che sono stati 99 post gli mamò ma sì, a Sardegna, sì, tutte le regioni erano gruppi che facevano rap, ma non Mac, che cantavano in dialetto. E questa cosa sì, alla fa sì che hai fatto un movimento, che fosse riconosciuto come movimento. E i giornalisti hanno cavalcato hanno aggiuntato questa tendenza per esigenze al mercato. Pare come per lo stesso motivo il non cambia la presenza del piemontese, la lingua piemontese anti gli album per motivo al mercato, ma perché andando avanti le cose all'ero più naturali in italiano. Il progetto si allargava, le collaborazioni. Senza il piemontese, perché il piemontese con i ultimi dischi il piemontese, cioè all'inizio era più piemontese e andando avanti era più italiano. D'altra parte le esigenze del mercato sono giuste, nel senso che è difficile fesse pubblicare, fesse conoscere cantando in piemontese, come è difficile scrivere e fesse lese cantando in piemontese, noi altri lo sappiamo bene. Poi parleremo di con noi. Mi avevo fatto una critica con tutto, che giustamente ti di l'uma fight un po' meno piemontese, sempre più italiano. E va bene, e l'uma capì che non è una questione di mercato, è una questione pubblica. Nel senso che da una parte Miracolo, pubblico piemontofon e piemontesista è più tradizionale e invece il pubblico che viene a ascoltare, sente, a cata e ai piace vostre canzoni è un pubblico differente, insomma da una mira ideologica un po' più di sinistra. Come l'era e come sono adesso le reazioni del pubblico quando sento cantare in piemontese? Ma allora, vedi che noi l'abbiamo sempre suona perciò fuori dal Piemonte, ma pisa piemontese. Non è a Genova come a Rotterdam, per noi era esattamente la stessa fe. E era più difficile da una parte ma più facile dall'altra, perché la comunicazione, la musica diventava fela attraverso la maniera attraverso la maniera di fare musica, attraverso la maniera di comunicare tra una canzone e un'altra, concetto facile. E noi suonavamo all'università palestinese di Birzeit
e era un pubblico attentissimo e non capiva niente, ma capiva gli stessi perché la comunicazione veniva attraverso altre modalità. Per cui a INN non ha mai pubblico piemontese. Certamente quando suonava l'altra sera suonava a Bra e si parla piemontese o canto una canzone piemontese, più o meno tutti la capiscono. Ma invece in Jun, per esempio, si è trovato alla protesta di Venova Venta che canta in italiano. No, mai. E questa è una reazione negativa. No. Sì, e prima ti confessavi che secondo te ti scrive il piemontese meglio come tu lo parli, che credo neanche sia vera, ma è interessante perché vuol dire che partire il piemontese è con una questione la smedi un po' ideologica, ti credi, non è una questione dovre nella lingua, è una questione che crede a certa cultura in generale. E un'altra cosa che dici che è importante è che a Piasnen e Seconda e i primi che insomma d'accordo a Piasnen la banalizzazione del piemontese. Sì. Il piemontese dovrà per ferie, per fighigne e che è la stessa cosa poi che capita a Stampa o in tante o Sì, dine che cosa? Parliamo di Macario. Macario è stato un grande attore, un gran personaggio, ma per essere il primo che ha contribuito a dare questa immagine del piemontese come... Una parria. Sì. Come gente un po' pulenton, che capisce poco, ritardato. Barot, sì, Barot. sì. E alla nena aiutata e la Luciana Littizzetto, chi la parla in piemontese, però ogni tanto in televisione ha un accento Sì. Esagera un accento. esagera Perché esagera gli accenti perché- varie. sì, ma che parla che lei è napoletano o romano, a esagerare non è perché è normale Vero. Dovrebbe. e va ben parei, ma Vero. esagerarlo ha una posizione che è da... Ma sì, lui mai avevi in pieno Daniele, perché fino a Gippo, adesso tu il tema Gippo che vorrei acciammette perché ti sei stato con il personaggio principale con la culebra insieme alla vita Gippo lo zingaro di barriera. Però saltando su lì, più ad esempio in disc Kumacus, no? Un disco importante a Gippo. Da qui insieme la medema faccia Iluma la canzone drole vulgara, la principessa su Caipete, i Vacaputanga, no? Sarebbe sì, con di momento poesia, lirica elevata come a terra Piemonte i miei amor di 20 anni. Cioè, le già lì in paradosso, no? Terra Piemonte i miei amor di 20 anni sono pura poesia, sono la roba che l'avrei dovuto sentire in album concepì per esprimi determinato carattere della lingua, problema di piemontese, e invece sono mesciato con l'ora insieme a robe drole da ferie. E le parso lì che sono mai riusciti ad avere una cultura di massa orientata come ad esempio per la cultura napoletana o di altre lingue e culture locali. Sì, il fatto è che il fenomeno dell'immigrazione negli anni 50 e 60 a Torino è stato molto ben più forte che a Napoli, per esempio. No? Per cui è stata all'incamminare una cultura e lingua ben interessante, ma anche disvalorizzante, penalizzante per la cultura. Però qua a Genova non è capita una roba del genere. Però sono a Gavanen che di Andrea nell'82-84 quando lei ha un sort dopo tutta una carriera a disco in italiano ha un sort con un'evra magnifica come Croce de Ma ha fatto un disco in genovese. sì, ma è stata quella lì che è un album una pietra miliare, Assolutamente. è stata quella lì un'operazione culturale studiare. Sì, ma studiare per dare dignità alla lingua, no? Sì, per ma dare dignità alla cultura. C'è tanta gente a Genova che dice che utilizza parole che sono le più giuste
che ha La la fai pronuncia- nevra poesia, la fai nevra poetica, una No, gara per viene roba dire, del per parere dire piemontese. che alla fai un'operazione che era più culturale Sentimentale. che sentimentale. E Insomma, poi alla Fallo, dopo che ella era già ben conosciuta e uno dei più Sì. conosciuti cantautori italiani, Cioè, più di Fellon Fellon Cavalier, Cavalier. più di cantare con cinese. sì. Vabbè, ma Paolo Conte l'ha mai fatto? No. Le subì il problema. È una stigma di canda per de frasi. Dopo Fra, però le sì, gioche sì, sì. torna alla banalizzazione. Sì, banalizzazione. Sì. I tuoi parlene del Gipo Turna e del film perché Avento te lo conosce, Avento che tu ce l'hai veduto. Beh, il film Gipo lo zingaro di Barriera è stata una bella esperienza perché mi conoscia Gipo per le canzoni che sentiva alla radio quando era piccino. Per cui mi conoscia tutte le canzoni a Gipo. Quando alla fight con la scelta politica, perché mi era più grande, per cui mi ascoltava più nella radio Aurora che ascoltava mia nonna con le canzoni a Gipo. E alla fine la scelta che per me è stata sbagliata, medesimo le fie a Gipo. Ma il film quando le fight chi era ancora vivente? O dopo la morte è stato? No, all'anno camminato Con chi che era? alle morte A lunga delle riprese? sì, Ah, capì, quindi lì. capì. E le fie, la figlia, soprattutto la Caterina che le poi manca qualche anno, 10 anni che le manca, che faceva la fotografa, e lei era la fotografa della musica torinese. Negli anni 2000 e tutti la conoscevo e alla fine tornai un po' più dausin alla figura Gipo. E se sernia che la fai politica con? Cioè la figura o con la dimensione politica? No, la figura. La figura, certo. Sì. E poi lei cambia opinione durante le riprese del film. Perché lei cambia opinione perché lei ha conosciuto i personaggi con più integralmente. May. Probabilmente che ella voleva cambiare me ste. A una certa maniera voleva fare altre cose Sì, e alla fatta sì. politica E e poi va tutto bene. E poi allora, No, ma la Lega un'altra dall'inizio, volta, avanti a dire la Lega dall'inizio, era neanche Salvini entra la Lega dall'inizio, no, c'era tanta gente che sperava che potesse essere veramente una risorsa al cambiamento, qualcosa che potesse portare dal BIN. che aveva un'idea che era non quella già quella della Bossi, era proprio non esattamente la Che vi hai si vendai Giustamente, queste- si sono calate fino ad andare a trovare a casa sua, immagino, no? Persino questa parte migliora la capacità di mediare tra indipendentismo del Veneto, picchi indipendentisti nella Lombardia, dico, Bergamo nazione, tutto il resto meridione. Come ti ricordi questo episodio? Ormai Bossi all'era sul, era un assistente, questa è difficile la sede della Lega, e all'era Vei Leun, senza più dente, un'intervista interessante perché mai avrei pensato che Quando sono? all'estate 2012, no? no, più tardi, più avanti. Non è quando è sortito al film. 2007, il film è stato presentato al festival Torino Film Festival del 2007, quindi doveva fare 2015. E l'avenir della musica piemontese o piuttosto l'avenir della musica in Piemonte? Perché anche il Luma tornuma alla capacità di penetrazione che la lingua piemontese, che hanno prodotto la lingua piemontese per Guarduma, ad esempio, le sortie recentemente non si mai sentì un gruppo bielese che fa dal detto black metal, vi spignanca come si chiama, tutto in piemontese. Okay. Siamo Grimm. No, come sono? E la Luma intervistai la nostra puntata numero 3, dove ancora tornare insieme. Lei in genere musica che guardum che si asciara in tutto il resto dell'Europa e vari popoli locali che d'euro la lingua locale per esprimersi. Poi la via marca 4-5 anni fa una band Dust che fa un punk melodic abbastanza non proprio la ferie né la mia banda per di talk, ma una roba un po' più
drola, ma si riusa in qualche maniera. E ben Quindi, fatta. quindi esiste ancora, no? Gli è ancora qualcosa da esprimere nella lingua piemontese, nella musica contemporanea. Ti come, cioè, dis come salta la bella, per ancora sorti quei che fa, o un creso di mare, piemontese. Basta che sia la convinzione a farlo. Il problema è avere la convinzione che sia una convinzione che sia per fare una parodia, come la mia panda per TikTok, che è un talk che è simpatica, che non sia bene, No, ma non è ancora così. una volta è la banalizzazione del piemontese, che è niente, sinceramente. Però è possibile fare proposte che vengono Da voler esprimere qualcosa. Le nostre auguri e le long che speriamo fare fanno una roba come Neo Piemonte, che anche qualche la testa qua giù e qualche artista la volontà di fare un lavoro del genere. Sì, perché Inshallah. i trasdite parli di anni 90, ma adesso sono in anni 20 del secolo dopo, sono passati 30 anni. 30 anni, 25, e a mia che le cose si non è andate avanti. Dalla mira della musica, con la musica. No, perché quando l'uomo camminava stava camminando una moda e noi l'uomo camminato e l'uomo fai questa moda Le pialunde. con gli altri e poi termina la moda noi un po' che l'uomo continua per lo stesso motivo per cui avevo camminato che era esperienza con la nostra tutta per cantare tutta la mia cultura, per cui se si conosce il piemontese canto con il piemontese, conosco un po' il francese e poi si utilizza con il francese perché lo conosco, non perché per la mia cultura hai con l'inglese, il francese Capisco. e lo spagnolo. E poi cosa capita? Capita che la spagnola è la lingua che ritorna perché hai tutta l'immigrazione di piemontesi in Argentina E parla Roma con di piemontese in Argentina. Poche Cabuluma fa un collegamento con i piemontesi argentini e solo poterlo fare in toast. me sono a Cordoba e la incontravo un sacco di gente che parlavo al vei piemontese perché alla fine cambiare Certo. Dunque, era la questione dell'influenza africana, cioè masmiava con un professore esperto di lingue africane, missionario di dimensione africana di Mau Mau, andò a un di member fondatore, l'era in camerunese, sai qualcosa da cui mira lì? La musica tradizionale piemontese Era il griot, pensa che la via fine chiama Ancan Griot, dopo che la via sentì quella canzone, in campi carchi la via. alla musica piemontese manca le percussioni. Manca il tamburo, manca una forza Catanga al ritmo. sì, e noi l'abbiamo cercato con la presenza di Tsongan, che è musicista del Camerun, che stava a Turin e sta ancora a Turin, alle più turinese che mi. E parla piemontese. No, parla in piemontese, ma le a tifa Toro. Va bene le stesse. L'imprerequisito. Era necessario per fare una vira, no? Cambiare fare una vira per andare nella direzione del cambiamento. La lingua piemontese ha la condizione a cambiare l'anche ero il paradigma prima. Qui a Gipo, per esempio, che parlava canzone della Piola, una volta, la Serenata a Ciucartun, tutte quelle robe lì che per me esistevano neanche capì quando chi la cantava. Sì. Era un'idealizzazione con l'onche era la Turin che era più. Vera. E allora il tamburo africano con canzone che era a volte che cantavo in Bassà, che è la lingua del Camerun. Allora dava al nostro piemontese una veste diversa. Perché l'idea era che
l'urbanizzazione che noi altri viviamo come musicista a dover essere le parole le parole che hai su un testo le canzoni che lei scrive che sono parole che esistivano prima perché multinazionale ha esistito perché ieri non è le multinazionali per dire sì, 500 anni hanno neologismi Ma il problema è giusto, una lingua se l'evoluzione come dice, e tutti stessi non è cambiato. Bene, no, l'essenza di nostre puntate esprime il personaggio, fa una figura, un ritratto completo del personaggio, dunque vorrei arrivare al tuo ultimo progetto che è Molino come The West, immagino, no? All'inglese. E desmileso perché lì si parla di deserti immaginari, tu veri esprimi in deserti immaginari, parliu solitari a due trasse di itinerari uniric che buggiano tra la langa e i deserti dell'autobanda del mondo. Poi il concetto della solitarietà, che è la solitudine, da sparchire, ma la volontà di rimanere da solo per favorire l'introspezione, per poter tirare fuori qualcosa dentro te. Poetic, bello, se puoi dirmi qualcosa insieme su lì. Beh, le passa tanti di a un'altra langa, che è una regione, le Langhe, che sono una parte del Piemonte, Sì, veramente non tanto frequentata. Veremita. Sì, per i turinesi conoscono l'Alta Langa, conoscono le Langhe. E allena un mondo, perché sono le grandi enoteche, sono dal vin e tutto il marketing che hanno fatto con quel pretesto. Allena una zona confine. Le trovo la mia interessante perché alle lì che sono appunto le masche, hai la cultura delle masche, hai la cultura di Anciuè, È la masca che comanda. la masca che comanda, ma poi era il passaggio, no? Dal mare con il mare. Per cui un altro momento a confine e The West alle long alle THE per scrivere come in inglese ma a scrivere con il D è perché è come di destrutturare alle il suffissi la radice che vuol dire cambiuma del West Gavessi dall'Occidente? No, cambiamo lì dal West, quel dei film, con John Wayne, ma Northwest, sì. E parlando di Puncetta, mi chiamava vari che le piemontese come tema, no? Vari che questa solidarietà le ispirava dalla situazione del Piemonte, d'inché andò fino a la globalizzazione, la connessione, l'apertura del turismo e tutto, hai gente che si chiama fuori a questo mondo, che sarà in dimensioni anteriori, che la avanti le sue paranoie, che vari che hai questa ispirazione dalla gente del Piemonte che sta gente che si riconosce in questa società in qualche maniera. Ma quando ti viaggi per la provincia si ti stai fermo a un posto qualsiasi al mondo avven da te avventa un budget, basta aspettare, avere pazienza e stando a un posto è possibile fare la conoscenza a gente, a situazioni, a storie che anche la città sono più difficili da trovare perché la gente buggia più impresa e a sforma mai. Esatto. E l'importante l'esperienza che hai fatto da stare fermo a un posto, più posti differenti, ma perché hai conosciuto tanta gente che veniva a raccontava cose che poi sono andate. Mi voglio a tutti quelli che hanno nascuto, che se lo conosci poi me Luca Morino, hai un bel libro che adesso fuma vode se ti vuole dire ma giusto due parole.
Perché? Perché il Liber? Perché Sleeper? Allora, il Liber, che è Mystic Turistica, le sortì ormai tanti anni fa, è allena al Saint Avventure al mondo, che lei fa andando in giro. L'idea era di arrivare a parlare un post e raccontare l'oncaie in quel post in tal minimo dettaglio, antidettagli, per poi cambiare e andare a cercare qualcosa che veniva dalla mia mente e non dal quel posto, cioè l'onca mi ispirava quel post lì, ma per parlare poi di mie cose, per dire la copertina, questa sia è la spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro. Però sono queste onde, sì, e queste onde che è il marciapiede. Capisci? Queste onde ha sposto l'immaginario e mi accorgerei mai lei parla delle onde che hanno portato da qualche altra parte. Che poi asmian quadra pop. Asmian quadra pop, poi lei fa la copertina alle acida. Sì, è sui filtri. In tanti posti è la stessa cosa, si sta stati fermi in un posto lontano e succedono le cose, avete pazienza, avete saveilo, che le cose avete saveilo, perché sennò no, cosa è là, ma avete questa aplomb, questa disciplina e poi ha da tante soddisfazioni questo. Al viaggio è sempre soddisfazione quando lei imposta la giusta misura e la volontà a conoscere lei al fondo di post che visite. Bin, penso che insomma il fai tutti i nostri argomenti. Ieri era Slavnina al Piemonte e se ne è già toccato, sicuro ma ancora felo. Penso che è più duma che te la lì da sgonfie Luca e che però non farà ancora con la Fruglia, che è interessante il piemontese l'abbia sa parola per la chitarra. Fruglia allena altra cosa, alle chiavistello in italiano, e Fruglia vuol dire la spa e la chitarra. E sai neanche come mai sia sa scambiamento. Hai questa storia che raccontame che una volta era a Segovia che arrivò che andai alla Rai per fare una trasmissione e arriva all'entrata e a Sannenchi che è a telefono Zura e dice hai bellissimo vegliato con la Fruia, cosa devo fare? E all'era Segovia. E allora ringraziamo nostro amico Luca. Allora Luca Morino, Mystic Turistic e soprattutto Mau Mau e soprattutto ancora nel Piemonte, quindi continuate a senne e a fare conoscere e in tosco un'altra puntata ancora più interessante e ancora deve sempre che è non vero che l'Italia ha il problema. L'Italia ha un problema, l'Italia ha lei il problema. Queste sono le opinioni del professor Tosco che noi date con beneficio di inventare, date che insomma due amiche opinioni importanti le parla in piemontese. Luca, Tananlassa con una città da già che Tluma sì, che insomma sì, è in presenza. Fu una strofa da questa canzone che era quella che lei di prima, che si chiama Sing Sentani e fa parei. Crema dal mondo, intelligenza bianca, forma superiore, ma senza scancello le impronte e alla sumac al gusto bruciato. Oh, ma stiuma a me, ma stiuma a bruciato. Sint'anni sono appena arrivato, antra mentre il si senta aspetto già e si caga. Niente mio su tal su
nuvole, su d'acqua niente no, su dal cielo le stelle. Giustizia, 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 le nella cruciata dal Sinsen, caravelle pieghe d'or, al moro di Venezia, ritmo multinazionale. Ritmo multinazionale, oh, su manen cambia, su manen cambia, su manen cambia, oh, su manen cambia, su manen cambia, su manen cambia, oh, su manen cambia, su manen cambia, su manen cambia, oh, su manen cambia, su manen cambia.